La capolista Milazzo, sicura già del titolo di campione d'inverno conquistato con un turno di anticipo, si fa imporre il nulla di fatto al Marco Salmeri da un'Arcigna Ionica ancora scossa dalla scomparsa di Pippo Trimarchi tra i fondatori del club, chiudendo comunque il girone di andata in testa al campionato di eccellenza da imbattuta in casa, ma con il Modica che adesso si porta a 2 sole lunghezze dalla squadra di Bognanni. La formazione rosso-blu, nonostante un terreno di gioco disastroso, spinge per tutto il primo tempo. Diallo all'8° minuto mette in mezzo per Franchina, trovando però l'intervento risolutore di Staris. 2 minuti dopo ancora il classe 2004 col mancino, calcia a rete, ma Staris si oppone ancora deviando in angolo, e sempre il numero 9 Mamertino al 17° ben servito da Foti conclude col destro chiamando l'ex Quartarone alla parata. Il Milazzo insiste al 26°, solo la traversa ferma la punizione di Bucolo, con quest'ultimo che prima dell'intervallo tenta di calciare al volo il cross di Franchina, ma il suo tiro non è dei migliori e Quartarone blocca senza affanno. Nella ripresa però l'occasione migliore del match capita alla Ionica quando al 52° Ragosta, tutto solo davanti alla porta, trova un super Piccioni a negargli la gioia del vantaggio. La risposta del Milazzo non si lascia attendere, ma i tentativi operati da Franchina al 56°, la spada col destro dal limite al minuto 68 e Diallo alla mezz'ora di gioco non riescono a scardinare la porta avversaria. La Ionica comunque vive su punizione di Staris, costringe gli straordinari Piccioni, con l'estremo di casa che si ripete anche all'82°, bloccando sempre il piazzato del 3 giallorosso. Nel finale però i mamertini tentano l'assalto disperato, ma anche la conclusione di Diallo all'85° e la rovesciata del neoentrato Giannaula al minuto 87 non sortiscono il vantaggio sperato. Con questo pareggio, il secondo casalingo del campionato, il Milazzo saluta il 2024 e i propri tifosi guardando tutti dall'alto verso il basso, e alla fine può godersi un Natale sereno e un inizio d'anno che vedrà i rossoblù nuovamente giocare in casa nella prima di ritorno contro l'Aci Sant'Antonio, in programma domenica 5 gennaio 2025.